Una Venezia sofisticata, colta e affascinante ha accolto l'iniziativa di Banca della Marca nell'invitare tutti i collaboratori, oltre 250, in una splendida e insolita serata di formazione dopo il lavoro. Lavorare in una banca di credito cooperativo non si limita alla dimostrazione quotidiana di professionalità e preparazione, non si limita ad un uso accorto della relazione con la clientela. Prodotti e servizi ben organizzati e ben gestiti non bastano. È un momento di ritrovarsi, abbiamo fatto un lungo percorso, abbiamo vissuto momenti importanti ed è giusto fermarsi un attimo e cercare di conoscerci un po' di più. Ecco, questo è un evento legato soprattutto a loro, soprattutto mettendo al centro la persona, perché la persona per noi è fondamentale, un po' come il nostro territorio che andiamo a servire quotidianamente. Si respira un clima di rinnovata fiducia. Da cosa è determinato? Sicuramente perché è stata un'ottima integrazione quella fatta con il territorio veneziano di Marcon, un grande territorio, un territorio in cui si sono riconosciuti anche i valori di Banca della Marca, sono valori tramandati da oltre 123 anni di storia, siamo un po' vecchiotti però siamo giovani nell'animo. Quello che va costruito e rafforzato anche con occasioni come questa è lo spirito di squadra. Molte volte noi ci preoccupiamo di esprimere il nostro patrimonio in numeri, in indici. Una banca di servizi come la nostra, vicina alle persone, ha nel suo personale il vero capitale, il vero patrimonio. Io lo dico sempre, per cui parlare di persone, parlare di dipendenti, parlare di risorse è parlare della nostra vera grande forza, che è quella delle persone che lavorano nell'azienda. Come si fa a creare lo spirito di squadra? Ma intanto il mondo delle organizzazioni, sia che siano di natura sportiva o di natura aziendale, sono alla ricerca di quello che è il segreto per vincere, sia nel mondo dello sport che nel mondo del lavoro. Vincere, avere successo, ma la cosa difficile e complicata è continuare a vincere nel mondo dello sport in generale. E il vero segreto, il vero vantaggio competitivo è convincere persone che nella maggior parte dei casi non hanno niente in comune uno con l'altra, a giocare insieme, passarsi la palla e fargli capire che ogni tanto è importante che qualcuno di queste persone così diverse fra di loro rinuncino a qualcosa di proprio a vantaggio di un compagno. Però dietro al gioco, dietro ai risultati, dietro le vittorie di campionati del mondo, europei, ci sta il lavoro, lo stesso lavoro che una banca deve fare quotidianamente per eccellere, per essere la migliore. Un futuro, quello delle comunità del territorio, che va costruito a partire da progettualità forti, con lo spirito di servizio giusto. Abbiamo un mondo che ci presenta tre sfide fondamentali: cambiamento competitivo, cambiamento tecnologico e regolamentare. Noi vogliamo in questo mondo rafforzare, innovandolo e modernizzandolo, il concetto di prossimità, che è la grande forza delle banche di credito cooperativo, vicini al territorio, vicini ai soci, vicini alle comunità territoriali, e lo faremo utilizzando la tecnologia, ma applicando la tecnologia ai nostri punti di forza, che sono la conoscenza dei nostri clienti, lo spirito di servizio e una chiara visione di sviluppo non solo economico ma anche culturale e morale dei territori. La serata trascorsa a Venezia è stata davvero diversa, magica.